Papi nasce da un'idea di qualche anno fa, quando ho registrato il marchio, perché le mie figlie quando arrivavo a casa la prima cosa che diceva: papi la pizza, papi la pizza, papi la pizza. Lavorando sempre nel mondo delle pizzerie era sempre normale portare la pizza a casa a fine turno la sera, e così mi è rimasto sempre questo progetto. Papi perché è l'acronimo di 2 lettere, PA che sarebbe la pasta fresca, che è un progetto che abbiamo in corso, PA che è il progetto pane, e P per pizza. Quindi abbiamo unito le due cose. Papi è il papi delle nostre figlie o del figlio di Marco che non fa altro che chiamarlo papi, 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 e da qui alla fine abbiamo sviluppato un progetto che era in cassetto da un po' di tempo. Papi parte durante il lockdown, durante una nostra riunione in cui si parlava di panificazione. Abbiamo rivisitato alcune cose, ma soprattutto abbiamo selezionato dei grani antichi siciliani in collaborazione con un mulino qui sull'Etna che ha diversi ettari di coltivazione in grano antico siciliano. Abbiamo sviluppato un prodotto di qualità ricreando un prodotto che era quello degli antichi greci, che si chiamava pit, più la pinza romana. Abbiamo tirato fuori la chiamiamo pinza sicula. È un prodotto che si rigenera facilmente in forno, con un forno ventilato di casa a 220-230. Avete un prodotto fragrante, molto digeribile. La particolarità è l'esperienza di Marco con la panificazione, quindi abbiamo tirato fuori una biga che viene fermentata dai 16 ai 18 ore, e da qua facciamo la seconda fase dell'impasto che riposa ancora per altre 24 ore in massa, per poi finire 24 ore in frigo. Diciamo che abbiamo più di 72 ore di lievitazione e maturazione, dopodiché viene lavorata e cotta dentro i forni a mattone, raffreddata, imbustata e arriva sulle vostre tavole. Tutto lavorato manualmente, dalla stesura alla manipolazione delle palline, all'impasto, tutto è scrupolosamente come erano le ricette delle nonne, quindi diciamo che ricreiamo tanto la manualità. L'unica macchina che abbiamo è un'impastatrice che ci facilita nella lavorazione, poi il resto è tutto manuale. Perché mangiare papi? Mangiare papi perché è un prodotto artigianale, è un prodotto di qualità, è un prodotto fragrante, richiama un po' gli odori del pane della nonna e i profumi. Una volta acquistato papi non vi basta che portarlo a casa, accendere il forno, metterlo sulle griglie o direttamente sulla teglia, condirlo a piacere e gustarlo. Se qualcuno di loro dovrebbe rimanere, basta rimetterle in frigo, riporle in frigo per 3-4 giorni. Se invece volete tenerla a casa per far sorpresa degli amici in un weekend, avete una shelf life di 30 giorni. Giornalmente viene prodotto il nostro papi, che sia in base pizza che pinza sicula, come l'abbiamo chiamata noi. Al momento in cui arriva l'ordine di Maestri di Sicilia, noi non facciamo altro che confezionare giornalmente il tutto, viene ritirato in giornata, l'indomani è sulle vostre tavole, pronto da gustare. Alla fine abbiamo scelto di andare a selezionare dei prodotti sul territorio, e così abbiamo fatto ricerca, abbiamo trovato questo mulino con cui ci siamo affiancati, sono dei partner più che dei rivenditori, sono dei partner di mugnai giovanissimi che hanno scelto di promuovere il territorio. Come noi abbiamo deciso di promuovere il Made in Sicily, quindi ecco perché abbiamo prodotto papi con grani antichi siciliani. Hanno qualcosa di speciale, non vi resta che assaggiarlo e poi darci il vostro feedback.